sono molti modi per sostenere Acquila dal Friul, l'unico movimento politico friulano. In primis, aderire a questo movimento, per noi è molto importante la vostra partecipazione, ma si può anche sostenerlo in altri modi. Come vedete, sia io che Andrea qui al mio fianco indossiamo una polo, è una polo del movimento, che può essere a vostra disposizione chiedendola, inviandoci una mail. Che caratteristica ha questa polo, Andrea? Ciao Michele, intanto, ciao a tutti. Allora, la polo, come potrete vedere, è molto bella. Riporta in alto a sinistra il logo del movimento Aquile del Friul e sulla destra riporta lo stemma del nostro Friuli, la bandiera sullo sfondo blu. E ecco, sulle spalle è riportato il sito internet dove potrete collegare per tutte le novità che riguardano il movimento politico. I modelli disponibili sono sia femminile che maschile e le taglie vanno dalla S alla XXL. E dunque richiedetela, cari amici, cari Aquile, richiedetela questa polo, ne abbiamo tantissime, sono a vostra disposizione. Dovete semplicemente inviare una richiesta all'indirizzo di posta elettronica che sta ora comparendo in sovraimpressione. Prenderemo cura della vostra richiesta e provvederemo noi a spedirvela o a ricontattarvi. Mandi a tutti, benvenuti a Aquile Liberi su Ciacarade. Voi insieme con me hai Loredana Fabbro di Bertiol dalla compagnia Clar di Lune, che è una delle vecchie compagnie dal Friul che ha girato in lungo e in largo che lo conosci. Ma lei chiamate qui la Loredana perché va a di Ciacarà come che ha fatto per tanti anni e continua in Gemò qui frus, teatri qui frus. No? Io penso che sia di un lavoro importante scominciare qui frus, perché tu hai fatto anche con frus che hanno problemi. Sì. Tu sei stato a scuola, tu hai lavorato con chi, no? Che ti è servito anche dopo quei grange, no? Per gestire e per poter... Sicuramente. Allora, contimi anche dalla compagnia e disse che tu stai facendo, dopo entri sul discorso dei frus. Allora, la compagnia Clar di Lune, appunto, a ottobre sono 25 anni che si sentirà sdoglie. È una compagnia amatoriale, partita con un gruppo di 20 persone, se si comunque in 20-25 persone. Chiaramente sono passati 25 anni per noi che erano giovani, sperando di essere un po' in tempo, però qualche giovane si è tirato d'ogni, abbiamo fatto un bel lavoro con i giovani e come insomma qualcuno è restato alla compagnia. Perché dopo anche che i frusoliti sono molto considerati dai film, sono stati domandati i frus che tu avevi a fare teatro, no? Sicuro. Più di qualcuno l'ha fatto dai cortometraggi e comunque la passione per il teatro è restata. Ecco. È restata, e dunque a volte si slungiasse, slargiasse il troppo dei grange, con che lì che sono un po' più grandosi che hanno il piacere di poter fare teatri, no? Sì, allora tu fai all'Officina dei Desideri, sì, che è nata 18 anni fa, 19 che stanno, abbiamo cominciato con qualche frutto e l'obiettivo che avevamo era proprio di mettere anche qualche frutto con qualche disturbo o qualche difficoltà caratteriale o anche qualche difficoltà fisica, ecco. E di lì si impartisce con i nostri figli e dopo plan si arriva a avere anche 36 frus che hanno fatto spettacoli. Ogni anno un spettacolo diverso, ogni anno un argomento nuovo, una bella esperienza, 5-6 maestri coordinati di me, è un bel lavoro, sì. E mi visi, perché io un po' dei tuoi spettacoli, perché e pensate declamati te, no? E volevi domandati a scuole se lei miglior il sfueut col milus dal mies di Colorà o fa teatro in Furlan a scuole?
a noi le dome il Furlan che è stato inquinato, perché però anche sì. l'italiano, con tanti inglesi. Che altre sera era un nonno a sentire un saggio, allora dite, ma voi che cantate per inglese? In Inghilterra cantano per Furlan. È stata una roba simpatica che mi ha fatto pensare, anche perché tutta la nostra compagnia aveva proprio l'obiettivo di fare tutti i spettacoli in Furlan, perché il Furlan ha una bellissima lingua e soprattutto ha una bella armonia. Si dice dalle robe che in italiano si pensavo che altre sere anche tu dici una ti domanda dove cala di là chi donne ha un tir di sclop in italiano tu dici ha un colpo di fucile non ha il stesso significato invece ha un tir di sclop ha una bella risonanza sì dicono che c'è che si ha di trasmettere ai frus l'anime dal Furlan perché dopo che il Furlan e che l'ha vissuto in Friuli ha l'anime per poter trasmettere la tradizione il fevelà l'armonia tutto dice che è Furlan ecco, non potresti mai permettersi di là in Sardegna a insegnare il sardo se non sapevi neanche c'è roba che è e quindi il Furlan va insegnato dai Furlan, se va tutelato e soprattutto trasmette queste armonie dal Furlan. Dunque non tu sei d'accordo che a scuola passano il fuoco col disegno dal Miluz con scritto Mela e Miluz? Sono le nuove didattiche, non posso mettere le mani lì, perché la didattica è un'altra roba dal fa teatro, ecco, teatro però, è un'espressione... Io penso, siccome salti fuori, di che fai in teatro, no? Io penso che c'è il frutto e io corri, come c'è mie esperienze, il fa teatri a scuole, perché c'è un po' più di coraggio. Certo. Un po' più di animo, no? Perché sono dei frusti midons che sanno la lezione e se sbagliano una virgola non vanno più in denant, mentre a teatri, insieme con che altri, a sburting e cominciano a ciapare chi scoraggio, no? Perché oltre che il Ciacarin Furlan anche si usa il frutto perché c'è dagli pediatri mi hanno tanto insistito di fare teatro con i frutti. Io penso che quando noi facciamo un saggio un frutto che va sul palco che ha 7, 8, 9 anni che si presenta davanti a 200 persone lì alle Bessol sapendo che lavora là un gruppo che lo aiuta e che lo sostiene è una roba importantissima per la vita può darsi che ti devi l'idea che la vita è a possei che tu hai là in davanti tu ma tu hai sempre un sostegno da lavoro di qualcuno. Allora come prima di dichiarato mi dici il titolo della nuova commedia che stai facendo il Clar di Lune. Allora nuove tal senso che torni a ripartire con un altro stimolo, con la clave dal mistero, che è una commedia colorata di giallo, ecco. E dopo torni a mettere in scena Smani e Fermento in convento, che purtroppo è in italiano, comunque stiamo lavorando su quei due testi lì. Ecco. E dopo viene anche Sespis, che è sempre stato un bel lavoro, un lavoro simpatico, al favele di Chistusio, che ha Chistigneci su un po' di cascan gusti di fa l'eredità, ma lui è furbo e quindi non si lascia menato. Perdon, allora io faccio i miei complimenti alla vostra compagnia, che lo conosco e sai come che lavorai bene. E io come saluto i nostri ascoltatori con un Furlan, Furlan, lo state, mai molalo, e us doi la buonasera, diciamo, se voi venire a fare una chiacchierata che vie, o dall'indirizzo che c'è su Aquili Libaris, o se no sulla mia pagina Facebook potete domandare di venire qui così si mettono d'accordo. Mandi a Duce.
Care Aquile, sarete contentissime di sapere che lo staff di Aquile Libere si sta sempre di più ampliando con i nostri esperti, con i nostri amici che ci danno una mano, ma siamo alla continua ricerca di persone che possono collaborare attivamente con la nostra trasmissione. Quindi se hai un argomento di cui trattare o se vuoi darci una mano in qualsiasi modo, i nostri contatti andranno ora in sovraimpressione, potrete tranquillamente scriverci attraverso WhatsApp, inviarci una mail, ti stiamo aspettando. La proposta di Aquile per migliorare la viabilità nella nostra regione. Perché mai ci vuole sempre così tanto tempo a raggiungere i 3 principali capoluoghi della nostra regione, Pordenone, Udine e Gorizia? Me lo siete mai chiesto? Ecco, questo è un punto del nostro programma che vogliamo assolutamente implementare e migliorare. Dobbiamo unire il Friuli nella maniera più ecosostenibile possibile e nella maniera più moderna possibile. Noi ci impegneremo per questo.